Poniamo l'orata su un tagliere blu e misuriamone la temperatura, che dovrebbe essere tra i 3 e i 5 gradi. Gli occhi e la pelle del pesce devono essere brillanti e le branchie devono essere rosse. Adagiamo l'orata su un fianco e pratichiamo un'incisione vicino alla coda. Tagliamo l'orata partendo dall'incisione lungo il dorso fino alla testa. Tagliamo il filetto sotto la pinna. Procediamo allo stesso modo anche sull'altro lato. Una volta estratto il filetto, puliamo l'interno. I vostri filetti sono ora pronti per la cottura. Mariniamo i filetti di pesce con pepe nero, sale e olio di oliva. Poniamo i filetti di pesce in una placca profonda e versiamoci sopra dell'olio di oliva. Aggiungiamo sale, pepe e ancora olio. Mettiamo i filetti marinati sulla griglia. Giriamo i filetti con le molle e continuiamo la cottura. Serviamo i filetti con la verdura cotta e limone.